di Livenza, Pallavolo Medune e Polisportiva Santa Giustina si sono giocate la promozione in Serie C maschile. Una squadra trevigiana contro una bellunese dunque, per un match che valeva una stagione intera. Per il Meduna la promozione sarebbe arrivata soltanto conquistando i 3 punti e così è successo. Vittoria per 3-1 e pronto ritorno in Serie C. Sì, veramente è stato incredibile quest'anno perché la squadra è stata rinnovata con gente giovane che arrivava dalla prima divisione l'anno scorso e i risultati sono stati veramente incredibili. Sono stati bravi i ragazzi a reagire anche a infortuni che abbiamo avuto e non so che dire, cioè, non ci avrei mai creduto all'inizio dell'anno, non hanno mai mollato né tutto l'anno né quest'anno, comunque bravi loro, io ho fatto il mio, ma loro sono stati grandi veramente. La Pallavolo Meduna quest'anno ha fatto l'abbonamento alle promozioni in Serie C. Oltre alla squadra maschile, anche la Serie D femminile, qualche settimana fa, ha festeggiato l'approdo nella massima categoria regionale. Quest'anno c'è stata una doppia promozione, una cosa inaspettata e mai successa, soprattutto per il femminile. Per noi vuol dire tanto perché ci teniamo e ci siamo sempre allenati con continuità e con voglia ed è un grosso premio per tutti quanti. Incredulo il presidente Franco Biasutto, che in pochi anni ha visto crescere in maniera esorbitante questa società, che lo ricordiamo svolge attività in un paese al confine con la provincia di Pordenone di appena 3.000 abitanti. Un anno fantastico, magnifico, penso irripetibile, tanto che mi viene voglia di dare le dimissioni e chiudere qua per finire in bellezza. Siamo una bella società, lasciatemelo dire. Sono onorato di essere il presidente di questa società, ma sono io che sono fortunato di avere grandissimi collaboratori a tutti i livelli, quindi dico grazie a loro, grazie a tutti se abbiamo ottenuto bei traguardi e speriamo di resistere ancora a questi livelli. Per una squadra che vince ce n'è sempre una che perde ed in questo caso si tratta della Polisportiva Santa Giustina, società bellunese che ha dunque sfiorato la promozione in Serie C. Per il Santa Giustina è stata comunque una stagione straordinaria. Noi siamo partiti ovviamente puntando a una salvezza tranquilla. I risultati venivano man mano che andavamo avanti e ci siamo accorti, nonostante avessimo universitari, avessimo gente che lavorava e tutto, il gruppo si è formato bene. Si è creato bene e siamo arrivati praticamente a una finale inaspettata. Con questa squadra ha sognato una società ed un paese intero. La Polisportiva Santa Giustina è un sodalizio storico fondato nel 1972 che partecipa a tutti i campionati, dal minivolley alle prime squadre, un punto di riferimento in provincia di Belluno. Ci ha fatto sognare per tutto il campionato, partiti per salvarsi, sono rimasti secondi per tanto tempo e ci hanno portato a questa finalissima all'ultimo sangue. È stata una grande soddisfazione seguirli e soprattutto sentire la forza del gruppo. Sono ragazzi che studiano, che lavorano e non è che non sempre sono presenti tutti agli allenamenti proprio per i loro impegni, però sono cresciuti proprio a livello di amicizia, di gruppo, di squadra. Io ho potuto seguire questa cosa e mi ha veramente riempito di gioia. È bello stare con loro, è stata una grossa soddisfazione e abbiamo accarezzato il nostro sogno. E stasera sicuramente festeggeremo comunque. E proprio a Santa Giustina è ripartito un progetto giovanile. La prima squadra necessita di nuove leve e con calma arriveranno. In questa società l'esperienza non manca. A partire da quest'anno ci si sta organizzando per creare effettivamente a livello giovanile qualcosa di più e può essere per la zona bellunese un punto di arrivo per i giovani che in teoria con gli anni dovremo riuscire a far crescere.